Benvenuti alla lezione numero 10 della sezione lettura e repertorio. E allora apriamo il nostro manuale a pagina 45 e abbiamo di fronte a noi un famosissimo brano di tradizione scozzese, perdonatemi la pronuncia, Auld Lang Syne, che in italiano è stato tradotto con il nome di Il valzer delle candele, più comunemente in 3/4. Invece nella forma proprio tradizionale scozzese il tempo è 4/4, quindi quaternario anziché ternario. E allora analizziamo appunto, aprite il vostro manuale, chiave di violino e chiave di basso, non ci sono alterazioni in chiave, per cui tonalità Do maggiore, vediamo la nota finale è Do, accordo finale Do maggiore, accordo iniziale Do maggiore, appoggio della melodia sul battere della battuta completa nota Do, mentre c'è il levare sul quarto movimento una semiminima Sol. E poi una figurazione con molte semiminime col punto, e quindi ricollegatevi al punto di valore nella lezione di teoria. Gli accordi sono Do maggiore, La minore, Re minore, Sol maggiore, si sviluppano tutti con delle semiminime, quindi vedete sono divisi prima la nota fondamentale dell'accordo, sul secondo movimento le altre due note, e così sul terzo movimento di nuovo la nota fondamentale, stavolta di La minore, e sul quarto movimento le altre due note dell'accordo. Ma passiamo a vedere proprio ritmicamente innanzitutto le note della mano destra e quindi con la loro durata. Andiamo. E allora abbiamo appunto un Sol semiminima in levare e poi cominciamo, vedete, si allargano le dita con l'indice sul Do e poi riportiamo il pollice vicino accanto all'indice. Poi abbiamo Si, Do, Mi, Re, Do, Re, Mi, Re, poi si sposta il pollice sul Do di nuovo, Do, quindi si allarga di nuovo Do, pollice e indice, l'indice scala di un tasto, Mi, Sol, La, poi di nuovo La e Sol è la prima nota del secondo rigo. Vediamo adesso al conteggio, contiamo prima senza tempo, quindi la nota semiminima è l'ultima, quindi contiamo sul quarto movimento 4, 1, quindi Do è una semiminima più la sua metà che è un'altra croma, quindi un'altra sillaba, Du, e poi è la croma del Si, 3 e 4, quindi ripetiamo questa prima battuta, 4, 1, 2 e 3 e 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 4, e poi ci fermiamo, abbiamo detto, sul Sol. Quindi come avete visto senza tempo la prima battuta, e poi ho contato anche le altre perché le prime tre battute hanno una figurazione ritmica uguale, cambiano chiaramente le note. Alla terza battuta ho fatto una caduta sul Do croma perché dovendo suonare di nuovo la stessa nota non ho un dito di riferimento per effettuare un'estensione, e quindi per risuonare la stessa nota si fa la caduta e poi dopo via via le articolazioni. Passiamo alla mano sinistra. Allora la mano sinistra abbiamo detto Do maggiore, suonando sul primo movimento solo la nota fondamentale, 1, poi 2, le altre due note dell'accordo. Spostiamo la mano sulla 3 e 4, 1, 2, 3 e 4, 1, 2. Adesso attenzione perché abbiamo un Do settima diviso in due parti, però la seconda parte manca la quinta. Quindi 1, allarghiamo la mano, andiamo col pollice sul Si bemolle, quindi Mi e Si bemolle, 4, quindi 1, 2, 3 e 4, poi abbiamo Fa maggiore, 1, 2, 3 e 4, quindi a tempo alla sinistra è 1, 2, 3 e 4, 1, 2, 3 e 4, 1, 2, 3 e 4, 1, 2, 3
fermato sul Mi del secondo rigo. Vediamo a mani unite. Allora, primo rigo, 4, 1, 2, 3 e 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 4, 1. Naturalmente procedete con cautela e con una velocità prima abbastanza lenta. 4, 1, 2, 3 e 4, e quindi via via provate ad aumentare la velocità. Bene, il secondo rigo non ci sono novità, anzi per tutti gli altri tre righi non ci sono novità da un punto di vista di armonia e di teoria, quindi si tratta solo di vedere le varie note con le diteggiature, ma volevo solo sottolinearvi l'ultima battuta dove l'accordo invece della sinistra vede al secondo movimento il primo rivolto per completare poi di nuovo la battuta con il Do fondamentale, quindi 1, 2, 3 e 4. Vediamo quindi a una velocità completa l'esecuzione di tutto il brano. Ricordate naturalmente di procedere senza fretta, un rigo alla volta, a mani separate, poi a mani unite, prima senza tempo, poi a tempo lentamente e gradualmente accelerare la velocità, aumentare la velocità, magari con l'ausilio del metronomo. Invece volevo farvi notare come la mano sinistra, l'accompagnamento in questo caso, stiamo suonando solo piano, quindi pianista solista. Ci sono le sigle, quindi gli accordi, e quindi facendo un riferimento al paragrafo pianista solista della sezione ruoli e competenze a pagina 85, vedrete che ci sono degli schemi ritmici proprio per la mano sinistra. In questo caso è stato suonato il numero 2, però con il cambio dell'accordo, anziché su 4 quarti, ogni 2 quarti, perché lo spartito richiede questo cambio ritmico. Poi ci sono altre figure che vedremo anche nella sezione ruoli e competenze, e laddove si voglia provare qualche altra di queste figurazioni che sembra suonare bene, siete padronissimi di farlo, anzi è proprio un invito a sperimentare eventualmente altre figurazioni per accompagnare. Però già così il pezzo scorre e si può quindi suonare questa bellissima melodia. Bene, allora per oggi è tutto. Abbiamo messo un altro tassello alla nostra lettura del repertorio, quindi un repertorio formato anche su brani sia di musica classica ma anche di musica popolare, musica folk possiamo dire, questo è un tradizionale popolare, e quindi pian piano leggendo impariamo nuove figure e quindi le applichiamo direttamente su alcuni brani musicali, penso di piacevole esecuzione. Poi chiaramente se voi avete l'opportunità di dare un'occhiata ad altri spartiti sia in rete oppure andate a sfogliare qualche libro in vendita nei negozi di libri di musica, potreste scegliere il vostro repertorio personale. Questa è stata una mia proposta, che però vedrete man mano andando avanti ci saranno comunque delle cose gradevoli da suonare. E allora, dicevo, è tutto, vi aspetto alla prossima lezione, come sempre buono studio e buona musica. Ciao!